studenti sul piede di guerra per i test d'ingresso all'università. Stando alla denuncia dell'UDU, Unione degli Universitari, sono in discussione le prove di ammissione per medicina. Dopo aver riscontrato e ricevuto varie segnalazioni, sia per quanto riguarda le irregolarità all'interno dei test e quindi la violazione dell'anonimato attraverso il posizionamento delle carte d'identità sul tavolo, la raccolta dei test in ordine alfabetico, tutte azioni di incompetenza, oggi a Padova un incontro tra gli universitari per lanciare la fase operativa dei ricorsi amministrativi al TAR del Veneto riguardanti i test di accesso per i corsi a numero chiuso nazionale. A Padova sono più di 50 le segnalazioni da parte di studenti che hanno provato i test all'Università Patavina, ma le scorrettezze più grosse sono state registrate ad Ancona e Firenze e ci sarebbero segnalazioni di irregolarità anche per i test di Napoli, Roma, Salerno, Chieti, Pisa e Catanzaro. Tutte le segnalazioni che noi abbiamo avuto sono di volontà di partecipare a questo ricorso. Il ricorso sarà fatto tramite il nostro legale, l'avvocato Michele Bonetti, che è specialista in materia, che ha già avuto dei casi del genere, riuscendo ad avere dei successi in TAR di altre regioni. Contiamo appunto di poter risolvere questa violazione dei diritti degli studenti e riuscire a dare vera attuazione al diritto allo studio. Polemiche anche sull'abolizione del bonus maturità, richiesta a gran voce da mesi dal sindacato e ottenuta solo in corsa. Persone che stavano svolgendo il test pensando che il bonus maturità fosse ancora valido se lo sono viste levare dal Ministero in corsa. Per quanto appunto noi siamo contenti che il bonus maturità sia stato abolito perché era uno strumento di particolare diseguaglianza, farlo durante i test ha causato più danni che altro.